All'interno di questo progetto comunitario Trust, finanziato dalla Comunità Europea e dal Ministero dell'Ambiente, i consorzi di bonifica sia del Veneto che del Friuli hanno giocato un ruolo importantissimo, soprattutto come bracci operativi nella realizzazione delle attività di sperimentazione per la ricarica della falda. All'interno di questo progetto che cura e che guarda con attenzione i cambiamenti climatici, il rimpinguamento della falda, l'accumulo nelle aree sotterranee, le falde sotterranee di questo prezioso oro blu che è l'acqua, sta risultando estremamente importante. Le due aree nel Veneto di sperimentazione, una sull'area trevigiana e una sul Brenta, in realtà sono posizionate a monte della linea delle risorgive e avevano questo compito di immettere all'interno del terreno, nel sottosuolo, enormi quantità di acqua attraverso delle aree di infiltrazione per ricaricare le falde che dicevamo prima. Questo ha fatto sì che con queste enormi quantità che venivano assorbite dai terreni attraverso queste aree, peraltro di superficie minime di 1 ettaro ciascuna, una per infiltrazione a scorrimento, l'altra per infiltrazione su trincee, quindi su canalette, abbiamo osservato e si è verificato appunto con la sperimentazione che le risorgive poste a valle si sono riattivate e hanno iniziato un'attività importante che in questi ultimi 30-40 anni, come ha evidenziato il progetto, in questa fascia in realtà hanno cominciato questo depauperamento fino ad arrivare all'asciutta totale. Sicuramente sì, il Veneto, grazie alle autorità di bacino che ha aderito a questo progetto comunitario e ha reperito anche le risorse finanziarie per poterlo realizzare, è sicuramente straordinario, verrà portato nei prossimi giorni all'attenzione non solo di Bruxelles, perché verrà realizzata una giornata divulgativa a livello comunitario, però l'idea nostra è di riproporlo a livello nazionale in ambito di ministeri, perché diventi esempio per tutte quelle aree dove la ricarica della falda può essere importante per rimpinguare i bacini sotterranei affinché l'acqua possa essere poi riutilizzata, come si diceva prima, per tutti gli usi, non solo irriguo ma anche quello umano. Quindi accumuliamo l'acqua quando abbiamo grandi quantità, anziché farla defluire a mare, va bene, non solo con i bacini superficiali ma anche con i bacini sotterranei. Questo è un esempio che il Veneto deve andare orgoglioso, i consorzi di bonifica ne andranno e ne vanno orgogliosi perché sono i veri sperimentatori. Speriamo che questa sia un'azione da riproporre in altre realtà territoriali, in altre regioni a livello nazionale.